abusivi sul piano delle armi. Ma il discorso ovviamente non si può fare qui in questo momento, anzi naturalmente oggi cercheremo di vagliare una novità in campo editoriale che ha un titolo un po' forte, La Croce. La Croce è un nuovo giornale, è uscito oramai da quattro giorni, e esattamente da martedì, quindi martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Oggi è il quinto giorno, diretto da Mario Adinolfi. Ma prima di parlare di questo, e in relazione anche ai convegni che si tengono oggi a Milano, a Palazzo Lombardia, molto importanti, di cui riparleremo, preferisco però partire da due annunci che riguardano le nostre tradizioni, appunto, che sono al centro di una conferenza domenica 18 gennaio 2015, quindi domenica, domani, alle 15:30, presso la saletta piccola di via Bramantino 2 a Milano, zona Magma On, tenuto da Raffaele Nobile, musiche e storie della tradizione popolare europea, nord italiana, provenzale e irlandese. Qui vi riporto quanto appunto c'è scritto nella locandina. Lo spettacolo è un incontro in parte musicale e in parte parlato con uno degli ultimi cantastorie della provincia pavese, appunto Raffaele Nobile, che qualcuno di voi conoscerà, ma nel complesso si presenta come un'occasione per rilanciare sia i canti popolari sia musiche più colte che appartengono a una tradizione spesso e volentieri di popoli proibiti, come il provenzale, appunto l'irlandese, il padano e l'ausonico. Sempre dello stesso argomento, trovo interessante citare anche un corso canto tradizionale popolare dell'Osteria Milanese, tenuto da Maurizio Perego, con 5 lezioni da martedì 20 in poi, ogni martedì dalle 20 alle 23. L'associazione che organizza tutto questo è La Conta, di via Pergolesi 8, sempre a Milano. Per iscriversi e partecipare a questo corso singolare, ecco, che a mia conoscenza non era mai stato tenuto, sul canto tradizionale popolare dell'Osteria Milanese, si può scrivere a laconta @interfree, scritto interfree.it, ripeto, laconta @interfree.it. E questo va lungo la linea appunto della difesa di alcune tradizioni che si intrecciano con una dimensione artistica, con una dimensione musicale, senza perdere di vista naturalmente il contesto più ampio, come è nello stile dello stesso Raffaele Nobile, domani in via Bramantino 2 alle 15:30, per questo spettacolo incontro sulle tradizioni soprattutto popolari. Allora, vi dicevo La Croce. La Croce merita un commento, un approfondimento che vada oltre, diciamo così, una semplice rassegna stampa. È venuto alla ribalta questa nuova testata, quindi questo nuovo giornale, in un momento molto particolare. Per una di quelle combinazioni che sembrano preparate ma non lo sono, per quello che ho capito io, insomma, vedendo dall'esterno la faccenda, è successo che questo giornale era in cantiere già da tempo e doveva comunque uscire nei primissimi mesi dell'anno 2015. Il direttore, una figura singolare, va detto subito, insomma, di origine, di estrazione cattolico-democratica, ma da quel che si capisce appunto anche orgoglioso di alcune posizioni un po' particolari rispetto a chi lo circonda. Ecco, il direttore ha pensato bene appunto di accelerare i tempi e comunque farlo uscire poi dopo quello che è successo a Parigi. Naturalmente molte polemiche anche sulle posizioni che assume questo giornale, anche per il sottotitolo, che è quotidiano contro i falsi miti di progresso. Allora, premesso che far uscire oggi un quotidiano cartaceo, in mezzo a tantissime novità in rete, ma ancora un quotidiano cartaceo,
che tra l'altro si giova di colori rosso e neri, non per simpatie filomilaniste naturalmente, ma per tutta una serie di scelte appunto che adesso andremo a vedere, premesso che appunto far uscire questo cartaceo oggi come oggi nel 2015 è comunque un azzardo, e al di là dei contenuti, al di là degli spunti, delle finalità, degli obiettivi, eccetera, penso che il rischio sia, ma lo sappia perfettamente anche il direttore, sia quello di perdere, cioè di non riuscire insomma a sopravvivere oltre un certo tempo. Ma le caratteristiche del giornale sono così particolari che c'è anche la possibilità che si costituisca una nicchia da questo punto di vista, una nicchia interessante di lettori che in qualche modo, proprio in relazione alla situazione che si è venuta a creare a livello geopolitico internazionale, sia determinata ad andare avanti a comprare, ad andare in edicola a comprare il giornale. Quindi da questo punto di vista esiste questa chance per Adinolfi e soci. Esiste anche perché appunto i contenuti sono particolarmente originali. Ecco, il titolo della testata La Croce è abbastanza pesante, perché farebbe probabilmente, per chi insomma lo vede la prima volta, non sa niente cosa ci sia dietro, farebbe pensare addirittura a qualcosa che è assimilabile a una crociata, dice la parola stessa, la croce, una crociata. Una crociata, oggi come oggi, è quantomeno rischiosa, non dal punto di vista dei contraccolpi che suscita, quanto proprio dalle possibili critiche che sicuramente saranno già piovute attorno diciamo alla circonferenza piuttosto vasta del corpo e della mente dell'Adinolfi, perché evidentemente comunque, e adesso veniamo ai contenuti reali, al modo con cui sono presentati al lettore, comunque oggi come oggi insomma simboleggiare quello che si fa sul piano informativo con una croce insomma si presta sicuramente a molti equivoci e a molte antipatie. In realtà l'operazione che fa Adinolfi, mi sembra di leggere, poi avendo sentito anche le sue interviste in televisione, soprattutto la 7, ma più in generale appunto avendo comprato, vero, come dovrebbe fare chiunque, è sempre assetato di novità dal punto di vista informativo, ma certamente anche dal punto di vista artistico, culturale, ricreativo, comunicativo, eccetera, si desume che lui abbia una posizione molto particolare. Ecco, dietro la croce non pensate, per quelli che non hanno ancora letto, che non sono andati ancora in edicola, ma c'è anche la versione in rete comunque, ed è www.lacrocequotidiano.it, non pensate che ci sia appunto una crociata, uno spirito di crociata, cioè qualcosa appunto che fa riemergere dai buchi della storia una volontà di difesa, di orgoglio della religione cristiana che sembra morta oggi come oggi. Poi adesso insomma, oggi non voglio parlare delle parole del Papa, ma è evidente che la situazione complessiva della leadership della cristianità è tale che da tempo insomma si sia un po' messo da parte uno spirito di crociata. Ecco, quindi non bisogna aspettarsi tutto questo, perché l'estrazione appunto dell'Adinolfi è fondamentalmente di tipo catto democratico, non catto comunista ma catto democratico, e quindi il tentativo, che appare particolarmente difficile, è quello, leggendo il giornale, di riuscire a conciliare una dimensione di dialogo insomma, e di rapporti democratici con tutti, con una difesa effettivamente delle radici e delle tematiche che sono care anche al cristianesimo di tipo tradizionale. Un esempio subito: oggi sabato 17 a Milano, a Palazzo della Regione Lombardia, Auditorium Testori, nel pomeriggio si tiene un convegno dal titolo Contro i falsi miti di progresso, ma il titolo insomma non è che ci spieghi tantissimo. I relatori sono lo stesso Adinolfi, Miriano, Botta e Scicchitano, che in buona sostanza difendono
non solo la famiglia tradizionale, ma appunto cercano di criticare quelle che sono insomma le proposte montanti sulla teoria del gender e soprattutto il fatto della famiglia aperta a una dimensione gay. Naturalmente è un piatto piccante, perché appunto quando si affronta questa tematica del gender, di cui si sta parlando tantissimo anche in rete e che poi appunto abbiamo sentito anche in alcune trasmissioni, specialmente del giovedì sera nostre di Maggi e Citterio, appunto, che citano spesso personaggi o intervistano personaggi che parlano anche di questo argomento in chiave critica, ma nel complesso insomma certamente tutto questo si è prestato subito, è ovvio, all'accusa di omofobia e la risposta viene oggi per esempio proprio da questo giornale che dice non si tratta di essere omofobici ma semplicemente, quindi non si tratta, come qualcuno dice, addirittura di curare le persone omosessuali, ma difendere il diritto dei bambini a un papà e una mamma. Ecco, sono tematiche comunque è evidente che appartengono a una dimensione di cristianesimo anche di tipo tradizionale. Ora, appunto, tenuto conto che i collaboratori, chi sono poi i collaboratori? I collaboratori sono misti tra un certo tipo di cattolicesimo liberal democratico e a sfondo centrosinistra, e da una parte, e dall'altra invece personaggi che da sempre hanno gravitato nel mondo del cristianesimo tradizionale o della destra. Uno per tutti Fabio Toriero, direttore anche in passato di alcune testate, collaboratore da giovane a riviste che erano dirette da Marcello Veneziani, e difensore di una dimensione autenticamente dal suo punto di vista di destra, ovviamente di destra nazionalista, ma comunque di destra rispetto alla realtà, ecco, collabora a questo giornale. Ci sono tanti giovani ovviamente che collaborano, di cui poi è difficile sapere esattamente l'origine dal punto di vista dell'estrazione culturale, eccetera, eccetera, però chiaramente ci deve essere stato un guizzo indubbiamente geniale ma un po' malizioso, secondo me, in Adinolfi, nel pensare appunto di riuscire a mettere assieme, come si suol dire da questo punto di vista, il diavolo e l'acqua santa, almeno dal punto di vista mediatico. Certamente è un tentativo coraggioso, di questo bisogna dargli atto, e in un contesto mefitico quale oggi si presenta il panorama cultural mediatico, è evidente. Peraltro da questo giornale sono finora assenti delle voci che sono più vicini per esempio a una sensibilità identitaria in senso appunto di federalismo o insomma di difesa di tradizioni local. Ma d'altra parte sul piano effettivamente di un certo tipo di cristianesimo che non è lontanissimo da noi, ci sono comunque delle collaborazioni che sono sbalorditive anche in relazione ad argomenti come per esempio Eugenio Corti, il Bardo di Dio, che ovviamente progressivamente a un anno e più dalla morte viene tendenzialmente dimenticato oramai, ma che appunto questo giornale ha il coraggio di ricordare nella misura in cui è evidente, io ci avevo scritto anche un articolo, il Corti è anche poi difensore di identità che non sono strettamente cristiane ma anche etnoculturali. Sono tanti gli spunti che potremmo appunto spiegare ai cari ascoltatori, perché la Croce da un certo punto di vista è un potpourri che tende comunque ad andare in un unico fiume che è rappresentato appunto da un certo tipo di cristianesimo che sembrerebbe quasi, vedendolo ironicamente, è stufo di stare acquattato dentro il centrosinistra, è stufo di stare acquattato dentro il centrosinistra perché ha dovuto pagare troppo, cioè il fatto di riuscire ad arrivare al governo reale ma soprattutto al governo culturale del paese come erede
di una certa democrazia cristiana, e il fatto quindi di essere sceso a compromesso con il mondo PD democratico e oltre, talvolta con venature appunto decisamente anticlericali di sinistra e di estrema sinistra, ecco, il fatto di essere sceso a compromesso gli è costato troppo. E allora c'è qualcuno che assomiglia fisicamente moltissimo a Giuliano Ferrara, nel momento in cui Giuliano Ferrara forse sta perdendo leggermente la testa, e si dica appunto con tutto l'affetto nei confronti di chi sicuramente è stato un grandissimo giornalista, appunto Mario Adinolfi è in grado di fare questa operazione, ma punto di domanda, è in grado di fare questa operazione, è in grado di togliere un certo tipo di cristianesimo tradizionale dalle acque putride del centro-sinistra? È in grado, punto di domanda, lo vedremo. Lo vedremo, certamente dimostra un certo coraggio e anche una certa ambizione nel portare avanti discorsi di questo genere. E certamente però, e questo è l'ultimo elemento forte della Croce, del giornale La Croce, il Papa non si discute. Il Papa non si discute perché evidentemente esistono comunque degli elementi che riconducono ad una leadership di ordine spirituale che non può essere messa in discussione. E allora, per esempio, ieri, di fronte alle oramai notissime parole del Papa durante l'intervista in aereo per le Filippine, ebbene c'è stata una difesa piuttosto forte da parte di Adinolfi della famosa questione del pugno, c'è stata una difesa contro chi ha criticato. Oggi tra l'altro esce su Libero un altro degli articoli piuttosto acidi di Antonio Socci. Voi sapete che si è creato oramai una linea, uno schieramento all'interno del mondo cultural cattolico tra Libero, il giornale, Tempi. Ecco, i Tempi, piccola parentesi, organizza oggi il grosso del convegno sulla famiglia a Palazzo Lombardia, e penso che sicuramente altri ne hanno parlato da queste onde, ma Luigi Amicone sta facendo tantissimo dal punto di vista certamente di quel cristianesimo, senza avere il peso, il fardello di partire dal centro-sinistra come Adinolfi, ma invece appartenendo sempre a una tradizione più di destra o ciellina o quant'altro. Senza stare a discutere tutto questo, però nei particolari ci potrebbe troppo lontano, certamente la difesa di Adinolfi di ieri, sulla Croce di ieri, è piuttosto smaccata e sfegatata nei confronti del Papa. Dice sostanzialmente sono state malintese le parole del Papa, però se fossero davvero state malintese allora ci aspettavamo una replica da parte dello stesso Sommo Pontefice, il che evidentemente non è avvenuto. E allora quello che io giudico personalmente, ma la chiudiamo qui, la carezza in un pugno, per citare Celentano, cioè il pugno che viene dato da qualcuno che evidentemente è costretto, usiamo questa perifrasi, ad accarezzare culture altre per far sopravvivere una linea che può sconciliare, che sta portando verso lidi sicuramente poco consolanti e poco rasserenanti. Ecco, appunto, la carezza in un pugno non va valutata soltanto positivamente e entusiasticamente come fa lo stesso Adinolfi. E allora ritorniamo certamente al Magistero del Papa, eccetera, eccetera, eccetera. Questa oscillazione fra posizioni diverse può nuocere complessivamente alla tenuta anche sulla distanza del tempo, insomma, della Croce. Peraltro, se il sottotitolo verrà rispettato, contro i falsi miti di progresso, questa è una battuta che ha un suo valore culturale. Contro i falsi miti di progresso. Sì, perché è vero che siamo attorcigliati, siamo aggrediti, siamo devastati dai falsi miti del progresso, a vari livelli e in varie situazioni. I falsi miti del progresso possono riguardare il mondialismo, possono riguardare il neoilluminismo che si è visto marciare a Parigi, possono riguardare tutto il discorso della famiglia che viene molto molto criticata. Teniamo conto,
come segnala Libero di oggi, che sono stati fatti degli atti vandalici addirittura contro il convegno organizzato da Tempi, ingiurie ed escrementi verso la redazione di Tempi che promuove l'incontro sulla famiglia. Ecco. Non penso, spero di non venir frainteso, però la violenza non è soltanto, certamente e soprattutto è gravemente usare delle armi e uccidere le persone, però la violenza per me, forse sono rimasto in tempi che sono superati, ecco, la violenza è anche mandare delle ingiurie, delle bestemmie e versare escrementi contro qualcuno. Ecco, se dunque il senso e il significato di un pugno che dice a Dinolfi, attenzione, non violentino, il pugno non sarebbe stato violentino e quindi una carezza, ma insomma se il senso e il significato di una reazione sacrosanta, valutabile più sul piano, a dire la verità, di una battuta da oratorio, secondo me, che di una disquisizione teologica, ma insomma se vale questa legge, allora cosa dovremmo fare? Chi in qualche modo difende l'identità a vari livelli, che cosa dovrebbe fare, come dovrebbe reagire rispetto alle ingiurie e agli escrementi? Ma siccome nessuno vuole la guerra, perché già c'è la guerra mondiale, la terza guerra mondiale in corso, e nessuno ne vuole un'altra a casa nostra, tantomeno in Lombardia, tutto questo evidentemente viene giustamente bypassato, insomma, come qualcosa che non appartiene a una gravità eccezionale, conoscendo poi la tradizione di certi comportamenti anche milanesi e ambrosiani. Ecco, ricordo quanto venne fatto esattamente 4 anni fa, quando noi di idee, ma anche insomma altri intellettuali del miglior federalismo andarono a parlare di foibe, è vero, e di tematiche del nord-est alla statale. Ecco che cosa successe contro di noi esattamente 4 anni fa, nell'inverno del 2010. Ma naturalmente non è che siamo qui a indignarci e a rilanciare delle cerebottane avvelenate, ma ci mancherebbe altro. Voglio dire, siamo sempre all'interno di una dimensione di confronto che è certamente molto accesa, ma che non può esimerci ad andare avanti in una certa determinata direzione, escludendo gli assolutismi, escludendo gli integralismi, escludendo gli estremismi, escludendo qualsiasi forma assurda, insomma, di ritorno indietro nel tempo. Nessuno vuole ritornare al Medioevo, nessuno vuole ripristinare situazioni e contesti che non vanno bene, e ricordo ancora una volta che proprio io sono stato, Andrea Rognoni, a far pubblicare in Italia per la prima volta una copertina di Charlie Hebdo, quindi più di così non so cosa dire. Saluto quindi, come ho detto all'inizio della trasmissione, per la prima volta in maniera diretta con questa buona Ausonia. Spero che chi ci sente dal sud non sia in qualche modo urtato dalla parola Ausonia, perché il bene che i padani vogliono all'Ausonia è esattamente proporzionale al bene che gli ausonici devono avere nei confronti della Padania, se vogliono diventare liberi dalla Roma peggiore, liberi da una falsa italianità che a partire dal Risorgimento è arrivata fino ad oggi. Nessuno contesta l'italianità, che esista un'italianità, mancherebbe altro, ma si contesta il fatto che questa italianità, che è partita 150 anni fa, sia rappresentativa dei veri popoli italiani, di noi padani, di noi ausonici, di chi combatte ogni giorno per portare avanti l'idea della libertà. Caro regista? Sì, Andrea, siamo in chiusura. Siamo davvero in chiusura. Io vi rimando anche alla trasmissione di lunedì sulla cultura padana e vi ricordo appunto ancora per l'ultima volta l'appuntamento di domani con il Cielo dei Cantastorie in via Bramantino 2 a partire dalle 15:30 a Milano, domenica 18 gennaio 2015, per appunto sentire il meglio delle musiche e storie della tradizione popolare europea, padana, provenzale e irlandese. Un grande abbraccio padano a tutti. Venezia risorga Venezia, ma anche naturalmente, perché no, Napoli, la Napoli vera. A risentirci.